bentornati in un nuovo video sul canale di Shark Racer. In questo video recupereremo dal video precedente il viaggio che stiamo facendo verso Fumar e continueremo con il nostro viaggio. Buona visione! Carino, anche se è molto stretto. Infatti vedete, c'era una macchina, sarebbe stato brutto se stavo tanto di là, invece così è stato già più easy, diciamo, più in safe. Purtroppo sì, c'è una moto che scalpita un po', quindi è anche difficile farla girare così tanto calma, piano, perché questa strada purtroppo non ti consente chissà che cosa, devi andare un po' a riguardo, ecco, devo tenerla sempre un po' leggermente sotto coppia, purtroppo, ma la strada è fatta così, ecco, c'è poco da fare, quindi alla fine si vede che non è un giretto da fare volentieri con questo tipo di moto, ecco, però sì, lo reputo un bel giretto anche questo, nonostante tutto. Chiaro che magari io non sono un gran pilotone e cerco di spiegare alla gente un po' le cose giuste, però posso sbagliare anch'io. Ad esempio qua a destra c'è molto sporco, quindi cioè sì, sto tanto a destra ma non troppo, perché se ci fosse qualcosa all'ultimo mi frega, tipo non so, un pezzo di albero, che ci possono essere mille cose. Qua invece ci sono tante buche di là, quindi è stato meglio stare di qui. Gente, bene. Ci facciamo un attimo sentire, buttiamo un 6-7 litri di benzina così. C'è fresco comunque qui, signore, è abbastanza fresco, bene. Ho fatto all'incirca 50 km da casa, arrivare qui, ok, neanche tanti. È stato qui, penso, che mi ero fermato a fare una foto ed era venuta abbastanza caratteristica. Sì, era stato qui più o meno. Sì, che ricordi. Che bello il paesaggio. Peccato di questi alberi che tirano via molto, perché già io con il mio sguardo riesco a vedere un po', ma non chissà che cosa, però bellissimo sarebbe.
ci sono troppi alberi che tolgono la visuale, però vabbè, la natura è bella anche per questo, per pazienza. Qui vediamo di più il verde, di là ci sarebbe un paesaggio da paura, bellissimo, però va bene anche così, va bene. Ora guardiamo, sì, sta ancora andando bene. Sì, purtroppo ho smesso un po' anche di parlare e mi dispiace un po' per questo. E allora, cos'altro potevo raccontare ancora di bello? Ho un amico che, posso dire come spoiler, lui si è comprato la Honda Civic Type R ed è suo fratello di una mia amica, che comunque siamo amici, che veramente ci stiamo trovando da Dio. È tra l'altro il possessore anche della moto che ha fatto il test drive, che verrà pubblicato sul canale, e probabilmente farò qualcosa anche sull'Honda Civic. Non so se riuscirò a registrarmi, ma comunque sicuramente la proverò, questo è poco ma sicuro. Ho provato in realtà anche la sua precedente auto, ma non ho avuto modo di farci un video né niente, quindi vabbè, posso dire comunque di averla guidata, che è già qualcosa. Anzi, dovrei farmi una carrellata di immagini di tutte le auto che ho guidato in vita mia, perché come rubrica non sarebbe male. Tutte le auto che ho guidato, sì, sarebbe mica male come cosa, giusto così. Penso che come idea potrebbe andare anche abbastanza carina. Verago, località di Fumane. Che bello, ragazzi, bellissimo comunque. Non so se si vede quello che vedo anch'io, ma sì, ma penso abbastanza di sì. Ed è veramente bellissimo. Ah, era qua forse che ha fatto la foto carina. Senza mani, ragazzi. In folle senza mani, carina come cosa. Finché non ho nessuna macchina posso fare qualche curvetta anche così. Proseguiamo, piccolo intermezzo così, ma poi proseguiamo, va.
volevo una specie di spiazzo dove fermarmi, ma perché là a vedere la visuale era bello, però vabbè, ho detto ma sì, proseguiamo. Che bello sto paesaggio, ragazzi, bellissimo. Cavolo! Stiamo scendendo rapidamente.
Se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!